La trasmissione è offerta da Pasta di Sardegna, pasta fatta in Sardegna da gente di Sardegna. Cesti spettacolari di Lorighittas in questa nuova puntata dei Segreti del Cuoco, e proprio questa pasta è nella ricetta di oggi. Sì, e queste sono le Lorighittas di Morgongiori. È una pasta molto antica, cioè si presume che si abbia molto più di 300 anni, quindi si facevano solo una volta all'anno per tutti i santi. Morgongiori le ha riscoperte e quindi oggi si fanno anche tutta la settimana, se vogliamo, si possono fare sempre. Io ho continuato poi aprendo l'agriturismo San Lorighitta e facendo appunto conoscere questa pasta, che è meravigliosa, è buonissima ed è buona con tutti i sapori, con tutti i sughi possibili e immaginabili. È arrivato il momento della preparazione delle Lorighittas bomba. Bomba perché? Ce lo spiega lo chef Sandro Caria. Sì, bomba perché è un mix di ingredienti, diciamo così, un po' esplosivi. Zucchine tagliate molto finemente a julienne, diciamo, poi dei calamaretti freschi, delle vongole. Poi a seguire quali altri ingredienti? Poi a seguire utilizziamo una spolverata di botarga macinata. E poi anche un po' di prezzemolo. Sì, un po' di prezzemolo, certo. Sì. Ecco, passiamo subito alla cottura, si procede con certo, la pasta. Va bene. Mediamente hanno una cottura di 10-12 minuti, diciamo. Ora mettiamo i calamari. Benissimo, per quanto tempo lasciamo sfrigolare i calamari? Ma 2 o 3 minuti, da dargli un po' di soffritto, un peperoncino. Si possono mettere ora le azzelle. Mettiamo un po' di prezzemolo, 2 foglioline di basilico. Adesso bagniamo con un po' di vernaccia. Ecco qua, aggiungiamo anche 2 pomodorini, anche per creare un po' di colore nel piatto. Copriamo il tutto e lasciamo cuocere ancora per 10 minuti. È arrivato il momento di condire la pasta. Si scolano, si mettono insieme al nostro preparato e si fanno cuocere ancora circa 2 minuti con la nostra salsa. Le Lorighittas sono pronte per essere impiattate. Ecco le nostre Lorighittas. Una spolverata di botarga. Ecco il piatto pronto. Alle Lorighittas pasta intrecciata a mano, come abbiamo visto in maniera sapiente a Morgongiori, accostiamo quale vino? Un Leonora, un vino particolare, caratterizzato sicuramente da un colore giallo dorato. Si tratta di un vermentino chardonnay e che fa a barrique. La barrique conferirà a questo vino caratteristiche di speziatura, note vanigliate, che ben si accostano a un piatto altrettanto strutturato, quindi possiamo definire un abbinamento assolutamente giusto.